Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti all'anteprima del telegiornale delle 13:20. Quest'oggi è il nostro ospite il dottor Michael Valentini, che è il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Trieste. Sì. Grazie per essere venuto nei nostri studi. Dopodomani, lunedì, è la giornata internazionale dell'infermiere. Ci sono delle manifestazioni particolari, dottor Valentini, in quella giornata? Allora, ogni ordine provinciale, ogni regione poi si organizza. Noi abbiamo pensato e lavorato tanto su questo aspetto perché noi riteniamo giusto celebrare una giornata così importante per noi, ma la riteniamo una celebrazione un po' mutilata, per usare un termine storico, perché non stiamo vivendo il momento migliore. Okay. Dal punto di vista della professione, quando la professione infermieristica ha dei problemi grossi come in questo momento, ce l'ha anche il sistema sanitario, regionale e nazionale, sì. Questo si ripercuote ovviamente sul cittadino, non ci fa piacere, noi come ordine, essendo noi tutela degli iscritti, degli infermieri, ma anche del cittadino. Nonostante questo pensavamo di fare comunque delle cose importanti, non faremo manifestazioni o scenderemo in piazza perché non è nel nostro DNA. Quello che pensavamo di fare sarà un comunicato stampa anche un po' provocatorio, okay. E porre l'attenzione appunto sugli infermieri, faremo una piccola sorpresa, un piccolo video raccogliendo quello che pensa il cittadino dell'infermiere, presenteremo una carta delle convenzioni che l'Ordine in questi mesi ha fatto per dare un po' un supporto ai propri iscritti, visto che appunto il periodo è quello che è, e a breve inizieremo, probabilmente già da lunedì, un sondaggio, una survey, dove raccoglieremo quelle che sono, dimostrare che l'Ordine vuole ascoltare e capire quali sono i motivi per cui gli infermieri non stanno bene in questo momento. Gli infermieri non stanno bene è un gioco di parole. Esatto. Ma senta, giustamente giornate come queste servono appunto anche per come dire, tracciare una linea, capire cosa funziona, cosa non funziona, eccetera. Quindi immagino che siano anche un'occasione, se non un pretesto, proprio per riflettere proprio sullo stato della professione. Esattamente, sono assolutamente d'accordo con lei, è proprio il momento in cui bisogna tirare la riga e capire dove siamo. La stampa locale e nazionale ci dà un grande supporto, evidenzia come il momento di sofferenza lapalissiano, come in questo momento abbiamo bisogno di un ascolto da parte delle istituzioni. Questo perché? Perché l'infermiere vive di turni massacranti, di continui richiami, di turni sempre più difficili, uno scarso riconoscimento che sfocia anche in episodi di violenza. Questo sì. E come abbiamo detto già a livello di stampa e non solo, questo ordine non tollererà mai un minimo episodio di violenza, che sia fisica o verbale. Quando è incominciata, mi perdoni se il termine è forse un po' eccessivo, la deriva, diciamo così, professionale? Ripeto, mi rendo conto che il termine non è elegante. No, ma rende sicuramente l'idea. Cioè, la pandemia Covid ha cambiato un po' tutto, ha sovvertito tutti gli equilibri, sia dal punto di vista professionale che della cittadinanza. Noi non volevamo essere chiamati eroi, ci è stato affibbiato questo termine, ci ha fatto piacere, però non ci sentivamo tali, ci sentivamo dei professionisti che sul campo vogliono in qualche modo dare il meglio della loro professionalità ai cittadini. Anche perché di lì a pochi mesi da eroi siete passati quasi ad untori. Esattamente. Se la pandemia fosse finita dopo la prima ondata, in questo momento forse le cose andrebbero un po' meglio. Invece questo non è accaduto, siamo diventati prima untori, poi in qualche modo veicolo di frustrazioni di alcuni, giusto o sbagliate che siano, però siamo diventati un po' noi il target di questo. E anche la fiducia del cittadino verso la scienza in generale, la professione medica, la professione infermieristica e la sanità, penso sia ai minimi storici, e quindi anche noi in qualche modo il paradosso è che in realtà poi le capacità degli infermieri italiani sono valutate e considerate altissime al di fuori dell'Italia. Mi diceva prima che in Gran Bretagna e anche in altri luoghi gli infermieri italiani sono richiestissimi, ci vanno perché
giustamente ci vanno. Leggevo sul Corriere della Sera qualche mese fa di una coppia di infermieri, marito e moglie, che hanno ricevuto una proposta di lavoro in Norvegia, dove accanto alla retribuzione hanno anche addirittura, mi sembra, l'affitto di casa garantito, insomma tutta una serie di benefit, chiamiamo, che rende certamente più facile decidere di andare via dal paese, insomma. Come dice lei, l'infermiere italiano è richiestissimo all'estero perché ha una professionalità indiscutibile, è un professionista che fa almeno 3 anni di università, poi ne fa altri 2 di laurea magistrale, fa master di primo e di secondo livello, può arrivare anche al dottorato di ricerca, quindi veramente sono tanti anni di lavoro e di studio. Sono richiestissimi e per formarli di base ci costa almeno tra i 13 ai 15.000 euro alla collettività, quindi noi continuiamo a formarli bene per poi regalarli, magari poi andarli a cercare in paesi esteri con anche molto diversi magari dal punto di vista funzionale, ecco, in qualche modo, senza andare poi nel dettaglio. Quindi ci facciamo questo continuo harakiri, autogol, chiamiamolo come vogliamo, e come diceva lei, i benefit sarebbero una cosa assolutamente importante, non chiediamo la macchina di lusso per andare a lavorare, questo poco ma sicuro, però un minimo di attenzione anche nella gestione dei turni, nel bilanciare quello che è l'equilibrio tra la vita professionale e la vita personale, sarebbero già dei primi passi. Ad esempio, se noi avessimo difficoltà a reclutare a Trieste in regione, potremmo anche utilizzare infermieri italiani che non vivono in questa regione, magari appunto utilizzando questo tipo di... Ma perché c'è crisi cioè, è un dato acclarato che, se non mi sbaglio, anche nella nostra regione c'è crisi di infermieri e non credo sia una crisi di vocazione, diciamo. Certo, no, non è una crisi di vocazione, assolutamente. Il professionista, una volta che completa il suo iter, è un professionista che è volenteroso, che ha voglia di dare il massimo. La crisi è dovuta principalmente a quello che ci siamo detti, quindi intanto un invecchiamento progressivo della popolazione e quindi anche dei professionisti. Alle retribuzioni, che non è un tema che dovrebbe portare avanti l'ordine, ma ovviamente una migliore retribuzione rende tutti più tranquilli, rende tutti più felici, si accettano anche cose che magari si accetterebbero meno, il riconoscimento sociale sarebbe differente perché una migliore retribuzione rende una persona, insomma, più accettata e quindi questo farebbe gola in qualche modo a chi vuole fare la professione. Parlavamo anche prima che il giovane poi è attratto sì dalla parte finanziaria ma fino a un certo punto, dà molta importanza poi alla conclusione del turno a quello che succede dopo, quindi rendere una vita più agevole, dei turni più agevoli, fa sì che le persone siano più motivate a fare questo percorso comunque impegnativo. Ci sono, scorgete, possibilità di cambiamento all'orizzonte o no? Ma io rivesto questa carica da poco e da fuori l'impressione era sempre che non si muovesse mai nulla. In realtà si sta lavorando moltissimo, stiamo partecipando sia a livello nazionale che a livello locale a tutte quante le possibilità che ci vengono offerte dalle istituzioni. Siamo stati qua quando è venuto il vice premier Salvini, siamo stati presenti una volta invitati, siamo stati al forum del Partito Democratico. Noi non siamo politici, ma facciamo politica professionale e per portare l'infermiere al centro dell'attenzione questo dobbiamo fare, spingendo ovviamente al massimo. Gli inviti ci sono e i momenti di confronto ci sono. Ovviamente io spero sempre in qualcosina di più. Ad esempio, se vogliamo motivare qualcuno a fare questa professione, diamo più prospettive di carriera, sia clinica che dirigenziale, invece nella nostra realtà purtroppo mi tocca sottolineare che i posti di dirigente o comunque apicali sono in diminuzione. Questo sicuramente può essere una cartina a tornasole poco intelligente. Chiariamo una cosa allora, dottor Valentini, perché anche questo credo sia importante. Nell'immaginario collettivo, che è delle volte anche un mostro con più teste, mi rendo conto, il termine infermiere, no, è ancora estremamente vago, no, perché infermiere era chiamata anche la persona che magari gestiva gli appuntamenti di un medico e magari non aveva le competenze, non era un infermiere né diplomato, eccetera. Forse sapeva fare le punture, per l'amor di Dio, però insomma, per qualcuno quello è infermiere. Infermiere è delle volte per comodità, anche un OS viene percepito come infermiere, quindi anche sul termine bisogna, come dire, mettersi un po' d'accordo e scardinare
diciamo così, un termine che viene utilizzato da secoli, è abbastanza difficile, però c'è da fare un lavoro probabilmente anche su quello. Assolutamente, bisogna lavorare tantissimo sull'immagine, ma non per splendere, ma per proprio per dare chiarezza sì, al cittadino a quello che è l'infermiere, quello che sono le figure che stanno attorno. Poi il fatto di essere poliedrico, l'infermiere è sempre stata una sua grande forza, ma può essere anche in qualche modo un suo limite, perché l'infermiere messo a fare tutto poi ha perso un po' di specificità. Adesso ci stiamo lavorando per far sì che l'infermiere torni a essere competente e professionale nel suo ambito in maniera forte. Questo deve essere anche dal punto di vista della politica e delle aziende, perché devono dare più figure di supporto, appunto OS, sì, eccetera, fa sì che l'infermiere possa dedicarsi alla pianificazione, perché la cura non è semplicemente prescrizione e atto, c'è tutta una presa in carico globale e un grande lavoro dietro. E questa la fa l'infermiere, grosso modo, che è un po' il case manager, quello che un po' gestisce il processo di cura, specialmente in ambito territoriale dove si potrebbe fare effettivamente ancora un po' di più. Sono d'accordo con lei che la confusione è tanta. Questo video che noi manderemo sui social lunedì, faremo delle interviste ai cittadini e darà anche verrà fuori qualcosa di interessante. Abbiamo 2 minuti e le chiedo soltanto però questi episodi di violenza nei confronti del personale medico, che molto spesso si abbatte appunto sugli infermieri, eccetera. Sappiamo che dopo la pandemia c'è stato un impazzimento generale, eccetera, però credo che preoccupano voi, ma questi episodi dovrebbero far preoccupare tutti quanti. Sicuramente, adesso io sono anche vicepresidente regionale e assieme al presidente Clarizia stiamo portando avanti un discorso con le istituzioni a livello regionale per migliorare la sicurezza. Abbiamo proposto anche in passato dei meccanismi tecnologici per chiamare aiuto, o piuttosto delle body cam all'interno dei reparti di pronto soccorso o nella sanità territoriale, quindi l'infermiere che va a domicilio, l'infermiere che lavora su ambulanza, spesso è anche da solo e quindi hanno bisogno in qualche modo di qualche strumento di tutela in più. Ovviamente sarebbe bello non arrivare a questo punto. Sì. Questo discorso l'abbiamo fatto anche col direttore generale di Esulgi, Antonio Poggiana, magari migliorando un po' i punti luce, perché è visto in episodi anche al di fuori della struttura, sì, come è accaduto anche dalla cronaca con danni alle auto, eccetera, quindi in qualche modo abbiamo l'attenzione su questa parte qua sicuramente, e come dicevamo prima non si può accettare di questi tempi questo tipo di violenza. È vero che si vive nel dolore e siamo in quelle situazioni lì, però un infermiere aggredito non sarà un infermiere performante, gentile e disponibile con l'utente successivo. Sì, appunto, poi non serve, non porta a nulla, ecco. Non serve. Ci sono, in tal senso che voi sappiate, delle buone pratiche in altre realtà del nostro paese? Io avevo letto ieri una mail di una persona che ha detto per esempio che per accedere al pronto soccorso dell'ospedale di Trento ci sono dei numeri, c'è una guardia giurata che ammetta il pronto soccorso, poi dopo se questo serve, però potrebbe essere uno dei... Ma noi, per esempio, facendo un esempio sulla realtà nostra, al pronto soccorso di Catinara c'è una guardia giurata, okay, e poi l'ultima volta nell'episodio di cronaca anche raccontato dalla vostra emittente, è accaduto che il battibecco è stato proprio tra l'utente e la guardia, quindi purtroppo la maleducazione o certi tipi di atteggiamenti non conoscono frontiere e barriere, e quindi vero che ogni elemento è sempre utile per evitare violenza. Ecco, quindi. Allora, abbiamo ancora tempo soltanto per ricordare questo appuntamento. A questo punto diventa, per quanto riguarda la nostra zona, più virtuale, insomma, nel senso che ci sarà una presa di posizione sulle questioni che riguardano il mondo infermieristico. Ce la fa in pochissimo. Vi riguarda in qualche modo, per esempio, lo stop agli esami, come si dice, ai test per entrare a medicina? In qualche modo poi si riflettono anche sul lavoro vostro? No? Sicuramente sì, invece purtroppo sarò telegrafico, aumentando possibilità di dare prospettiva medica, che comunque è una carriera di tutto rispetto, fa sì che si iscriveranno molto meno persone alla triennale di infermieristica. Sì, che è una delle... va un po' a indebolire. Sì, e questo è uno degli asset di chi si oppone a questa cosa. Grazie al dottor Michael Valentini, che è il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Trieste. Buon lavoro. Grazie. Adesso noi ci fermiamo per la pubblicità e poi il telegiornale delle 13:20.
Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dunque ci sarà un nuovo concerto dei presidenti, questa volta saranno 5 e non soltanto 3. Il sindaco di Piazza lo ha annunciato ieri a Ring, l'appuntamento, un concerto per la pace, sempre in Piazza Unità, è per venerdì 20 giugno. Germania, Austria, Italia, Slovenia e Croazia. 20 giugno, 20 e 30, Piazza Unità d'Italia, vi aspetto. Il concerto dei presidenti dunque si replica, da 3 si passa a 5. Non è un mistero che il sindaco di Piazza consideri quell'appuntamento del luglio 2010 in Piazza Unità uno dei momenti più importanti della sua esperienza di primo cittadino. Ne è un mistero che quell'appuntamento fu il punto di partenza, per così dire, istituzionale per quel percorso che portò 10 anni dopo alla visita di Sergio Mattarella e Borut Pahor alla foiba e al monumento agli antifascisti del Tigre, a quell'evidente disgelo che sta, non sempre senza difficoltà, caratterizzando i rapporti con Slovenia soprattutto e Croazia. Il sindaco, anticipando l'appuntamento ieri a Ring, ha però precisato che lo scopo del concerto di quest'anno è un altro. Il concerto della pace, no? Perché sono stanco di vedere sta gente che si ammazza. Guarda cosa vedi la televisione, quando mi fanno vedere l'Ucraina, Hamas, 5.000 morti a settimana. È una roba che mi fa proprio male al cuore, i bambini morti, lascia perdere da che parte stanno, ma solo morti vedi, no? Hai letto i numeri? Certo, sono impressionanti. Pazzesco. Sul podio della Mahler Orchestra, fondata da Claudio Abbado, rinforzata per l'occasione da alcuni elementi provenienti dai Wiener Sinfoniker, non ci sarà Riccardo Muti, ma Christoph Eschenbach. I brani in programma, solenni, saranno comunque caratterizzati da uno spirito di celebrazione non eccessivamente serioso. Infine un aneddoto. Sempre a Ring, il sindaco ha raccontato come, grazie ad una sua fuga in avanti, si arrivò al concerto dei 3 presidenti. Allora c'era Vespa vicino a me e Muti, no? Allora Vespa mi fa: non parli dei 3 presidenti. E io ho detto: ma sto zitto. E c'era vicino a me l'ambasciatore croato che mi fa: scusi, e dov'era in questo momento? Eravamo in una conferenza stampa a Roma per presentare il concerto di Muti, ma senza parlare dei presidenti. Ti parlo del 13. Mi dica che lei l'ha detto. L'ha detto in conferenza. Aspetta. L'ambasciatore croato mi fa: io ti garantisco il mio. Beh, ho detto, se lui mi garantisce il mio, napolitano viene, certo. Il tour si adegua e a metà conferenza stampa, aspetta, perché là non hai come Trieste Rai 3 e Tele 4, là hai 100 giornalisti. Bene. A mesa conferenza stampa dico faremo. Arriveranno anche i presidenti. Wow, Vespa è diventato matto quella volta. Quindi può dire, persino Vespa non riesce a contenerla. Può dirlo? Sono incontenibili. Oh, va bene, dai. La ripavimentazione di Piazza Unità, l'allungamento di 100 metri della stazione marittima per adeguarla al moderno traffico crocieristico, le soluzioni per i parcheggi nel centro della città. Il punto su questi 3 argomenti di attualità, il sindaco di Piazza ieri lo ha tracciato sempre durante la puntata di Ring. Noi abbiamo messo in Piazza Verdi, Piazza della Borsa, nelle vie Cassa di Risparmio, dove c'è il Museo Revoltella, tutte le pietre di Renice, e sono perfette. In Piazza Unità lui mi disse: vedrai che quelle pietre si sfaldano, e si sono sfaldate tutte, ormai è tutto sfaldato. Lei lo dice qui mesi fa, di fatto anticipando l'idea appunto di rifare. No, conferma? Sta settimana mi incontro con la sovrintendente. Perché mi incontro con lei? Voglio chiederle se invece di mettere quelle caditoie, sai, così in pietra che si rompono sempre, se posso mettere in ghisa. Cioè provate a immaginare Piazza Unità con 2 file di ghisa per lo scarico dell'acqua, e ovviamente le pietre di Renice Cave, bisogna vedere, che adesso sta settimana le incontro, se hanno la disponibilità, perché poi non è così facile trovare 10-12 mila metri. Però si fa, cioè lei conferma? No, la Piazza Unità si fa. Comunque la facciamo. L'importante è che spieghiamo ai cittadini, la facciamo con le stesse pietre che avete visto che ho messo
dietro la chiesa di Sant'Antonio. Settimana mi sono trovato anche con il nuovo presidente Antonio Gurrieri. Me l'ero segnato. Antonio Gurrieri e con Bucci, progetti insieme. perché voglio allungare la stazione marittima di 100 metri in maniera che le grandi navi da crociera che adesso stanno un po' fuori, hai capito? Sì. Che riescono e siano accostate in pieno. uno mi ha detto, proprietario di queste navi, che se faccio questi 100 metri in più per i prossimi 2000 anni lui ci dà le navi da crociera, mica male come battuta, insomma. La vera soluzione era, cari concittadini, mi scuso ma non avevo, gli errori li sai dopo, era dietro il silos. Dietro il silos abbiamo 2 piazze unità, Sì. tanto per dirti. Bisognava in quella volta che prendevo in affitto dal 15 anni fa dalla Coop quell'area e facevo un parcheggio. Comunque stiamo andando avanti e sto aspettando che vadano dal notaio e vediamo con la nuova proprietà, e dopo quello che ci tengo in maniera particolare è spostare il mercato ortofrutticolo. Spostato il mercato ortofrutticolo, in 20 giorni butto giù quelle 4 baracche là e lì fai un parcheggio intanto a raso, che è la fine del mondo ed è la soluzione per la città. E sa già quanti posti potrebbero essere? 1200. All'ortofrutticolo? Certo. Questa mattina ospite a Sveglia Trieste l'europarlamentare Anna Maria Cisinta ha denunciato altri 2 episodi di donne maltrattate in casa e completamente velate, di cui si è occupata nelle ultime settimane nell'ambito della sua delega alla lotta alla radicalizzazione. Sei in Italia, aiutaci a fare in modo che le donne non girino completamente velate, che le bambine, ne abbiamo salvate altre 2 in 1 settimana e mezza. Si sono presentate in comune una ragazza di 25 anni e una donna di 36. Aiutaci a fare in modo che non si giri completamente velati, che la radicalizzazione non si esplichi in questo modo. Perché abbiamo salvato intende che insomma, hanno chiesto aiuto e sono scappate da casa. Sì, è frequente purtroppo. Questa è la denuncia dell'europarlamentare Anna Maria Cisint, che a Monfalcone ricopre il ruolo di consigliere con delega alla lotta alla radicalizzazione islamica nella giunta Fasan. L'ex sindaco ha raccontato a Sveglia Trieste di aver salvato tramite i servizi sociali del comune 2 donne costrette a girare completamente velate e maltrattate tra le mura domestiche. Allora chi lo vive, chi lo sa, cerca di portare avanti 2 tipi di discorsi. Uno, la salvaguardia di queste donne, di queste ragazze che sono sottomesse. 2, la salvaguardia dei valori della nostra Costituzione. Io ci tengo. Le ragazze poi vengono prese in carico da un centro d'accoglienza? Dai servizi sociali. Le dirò che spesso addirittura, come il caso di questa giovane donna con 2 figli a 25 anni che non sapeva una parola di italiano. Lei mi traduceva quello che voleva dirmi con il cellulare, ecco. Io l'ho invitata a stare con noi, le ho detto guarda, se torni a casa tua, è dal 2023 che sta ragazza è picchiata e lei vuole tornare a casa perché ha un concetto di accettazione che è sconvolgente. È arrivata tutta velata, le abbiamo detto in comune non si può entrare completamente velati, lei ha tolto tutto ed è entrata a volto scoperto, una bellissima ragazza, picchiata però, capisce? Allora questi aspetti, altro che rivolta sociale, applica la legge, aiutaci a dar dignità alla donna, aiutaci a far rispettare quello che c'è scritto nella Costituzione. Questa mattina, attorno alle 5:30, un autobus che viaggiava senza passeggeri a bordo diretto a Muggia per iniziare il proprio turno di servizio ha preso fuoco mentre transitava sul cavalcavia di Via dei Fonditori. Il conducente, accortosi immediatamente dell'anomalia, ha prontamente arrestato il mezzo e allertato i vigili del fuoco. Nonostante l'intervento tempestivo, le fiamme hanno completamente avvolto la struttura dell'autobus. Non si registrano feriti né sono stati coinvolti altri veicoli nell'incendio. L'autobus modello Rampini era in servizio da 8 anni. Si tratta di una tipologia di veicolo utilizzata dalla flotta di Trieste Trasporti da circa 20 anni. L'incidente rappresenta un evento anomalo e senza precedenti per questa tipologia di autobus. Trieste Trasporti ha attivato prontamente tutte le procedure di emergenza previste e con il supporto di una commissione tecnica interna, di esperti esterni e del costruttore del veicolo avvierà un'indagine per accertare le cause dell'incendio, oltre ad una verifica su tutti i veicoli della stessa tipologia attualmente in servizio nella flotta. Ora possiamo collegarci con la sala operativa della Polizia Locale e in linea per noi l'ispettore
Tiziana Martini, alla quale cedo il microfono per i consueti aggiornamenti per quanto riguarda viabilità e traffico. Buongiorno ispettore. Buongiorno a tutti. Allora, notizia di qualche minuto fa, c'è un piccolo incidente in Donadoni Gambini che, vista la tipologia dell'incrocio, può causare dei rallentamenti. Noi i colleghi stanno andando a fare i rilievi, ma comunque nulla di grave, però può creare sicuramente un po' di disagio al traffico. Allora, a parte questo evento, questa mattina abbiamo avuto qualche piccolo incidente, interventi di routine, ma nulla di particolare. Per la giornata odierna vorrei segnalare che prosegue in passeggio Sant'Andrea il senso unico alternato regolato da semafori. Ci sono in atto in questo momento sulle rive gli sgomberi appunto per l'arrivo delle navi da crociera, quindi attenzione, chi ha la macchina in zona sulle rive, siamo sul posto e procederemo alle rimozioni dei veicoli che rimangono all'interno dell'area interdetta. Altre cose, vorrei segnalare che ci sono i divieti di sosta già in atto intorno a Piazza dell'Unità per gli eventi di oggi pomeriggio e di domani, quindi anche qui attenzione intorno alla piazza Piccola, Largo Granatieri, eccetera, l'intorno Piazza Unità, insomma i divieti di sosta sono già presenti. Altre cose per la giornata di oggi non avrei da segnalare, segnalerei che da domenica pomeriggio iniziano dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in zona tra Grignano, Viale Miramare e Barcola, ma verranno fatte appunto in orario notturno. E un'anticipazione sempre per i divieti di sosta per lunedì 12. Sono già presenti in loco i divieti di sosta nella zona di Via Streller intorno al Teatro Rossetti per gli eventi in programma, il lunedì. Altre cose io non avrei da dirvi. Grazie ispettore, buona giornata e buon lavoro. Grazie e buona giornata a tutti. Il Mediterraneo tra l'Occidente e il Sud globale, il tema attualissimo della conferenza del professore Egidio Ivetic al Palazzo del Ferdinandeo per iniziativa dell'Università Popolare di Trieste in collaborazione con il MIB. Il Mediterraneo oggi è una linea di frontiera, una linea proprio di frattura tra il Sud globale e l'Occidente. Per secoli è stato uno spazio di incontro e confronto. Oggi vede fronteggiarsi un'Europa chiusa in se stessa e un Sud globale in forte trasformazione, ma fragile proprio sulle sue coste. Il mare Mediterraneo come sintesi del nostro tempo e come frontiera in bilico tra le due accezioni di limite e chiusura e all'opposto di apertura al futuro e all'ignoto. Su questi temi era incentrata la conferenza organizzata dall'Università Popolare di Trieste in collaborazione con il MIB nel Palazzo del Ferdinandeo. Protagonista il professore Egidio Ivetic, tra i massimi esperti dell'argomento. Di curioso c'è che l'80% del mare è di competenza dell'Unione Europea, però l'Unione Europea non ha una politica mediterranea, sembra che non ne sia consapevole, a parte la questione delle migrazioni che è un fenomeno globale, non è un fenomeno del Mediterraneo. Il Mediterraneo è la triste scena di questo dramma globale. A introdurre la conferenza il professor Stefano Pilotto, che ha centrato il suo intervento sull'attualità della geopolitica nel mondo contemporaneo. Stiamo vivendo in un mondo inquieto, pieno di insidie e di tensioni. La geopolitica ci aiuta, è una disciplina che ci permette di analizzare con attenzione tutti questi fermenti di dispersione che esistono. L'Unione Europea ha un ruolo specialmente in Europa, quindi nel Mediterraneo, ma non è l'unico ente, l'unica istituzione che interviene in tutto questo. Un'occasione di crescita culturale offerta dall'Università Popolare di Trieste. Riteniamo che sia un tema estremamente attuale, del quale forse si parla ma non nel modo corretto, perché stiamo parlando dei rapporti tra il nord e il sud del Mediterraneo e sappiamo che oggi il Mediterraneo, per fattori sociali, politici, economici, rappresenta anziché un mare di congiunzione un mare di frattura.
Possiamo farvi vedere adesso le immagini di un evento che è stato organizzato questa mattina da Idea Civica Giuliana, una sorta di passeggiata in bicicletta, comunque insomma una sorta di raduno in bici, proprio per far capire meglio le possibilità di muoversi in questa maniera in città e anche per riflettere su quelle che poi sono anche le problematiche che questo può comportare. Adesso direi che possiamo invece chiudere questa edizione del nostro telegiornale guardando il meteo per il fine settimana. Vediamo intanto quello che ci dice la situazione generale. Sull'Italia domani si estenderà un promontorio anticiclonico, mentre sulle Alpi permarranno masse d'aria umida. Fra lunedì e martedì un debole fronte interesserà la regione, provocando moderata instabilità. Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso. Sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, nuvolosità variabile al pomeriggio con possibili rovesci e temporali sparsi che potrebbero interessare marginalmente anche l'alta pianura, venti a regime di brezza. Vi dicono, se non sbaglio, che in realtà abbiamo un servizio sull'iniziativa di Civica Idea Giuliana, è corretto regia? Sì. Allora possiamo mandare il servizio. Beh, grazie anche alle varie iniziative che stiamo facendo sul territorio, molte persone si stanno avvicinando al nostro movimento, tantissimi giovani, sicuramente c'è un incremento anche dal punto di vista giovanile, iniziative come queste penso che siano importanti anche per vedere al futuro e alle nuove generazioni. Siamo qui con un'iniziativa giovani di Idea Giuliana per promuovere la ciclabilità in città. Infatti crediamo che la bici possa essere un'alternativa credibile alle auto, alle moto, ma non un'alternativa che si sostituisce, ma che si sviluppa in parallelo. L'iniziativa non vuole essere ideologica, ma vuole essere molto pratica, quindi dove si può e come si può implementare la rete ciclabile cittadina. Questa è una proposta dei nostri ragazzi, il gruppo giovani di Idea Giuliana ci sta dando veramente delle grandi soddisfazioni e si mettono nella posizione giusta, una posizione di ascolto, di comprendere quelle che sono le aspettative della cittadinanza, soprattutto dei ragazzi e delle ragazze della loro età che intendono vivere la città in maniera lenta, sostenibile, ma che non vuole certamente sostituirsi al traffico chiaramente delle auto e dei ciclomotori che sono presenti all'interno della nostra città. Abbiamo voluto dar loro spazio, abbiamo chiesto di porre un tema, hanno posto questo e mi sembra che la risposta della città sia stata veramente positiva e siamo molto soddisfatti. È tutto, ci vediamo alle 19:30, ma vi ricordo che alle 21 saremo in diretta con Biella per seguire le fasi immediatamente precedenti la sfilata degli alpini che è in programma domani e che Tele4 seguirà in diretta a partire dalle 7:30 del mattino e per tutta la giornata. Ci vediamo alle 19:30, buon pomeriggio.